Ciao a tutti! Oggi vi porto alla scoperta del Veneto, una regione che offre mare, laguna, fiumi, laghi, colline, montagne e città d'arte. Un territorio che non si finisce mai di scoprire, ideale per ogni tipo di turismo. In questo video vi mostrerò 10 località del Veneto, selezionate in base alla loro varietà, rilevanza e popolarità. Non è una classifica. Cliccate sul pollice in su, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. E ora cominciamo il nostro viaggio nel Veneto. Iniziamo con Venezia. Camminare per le sue strette calle, attraversare i suoi pittoreschi ponti e godersi l'atmosfera romantica è un'esperienza che rimarrà impressa in ogni visitatore. Piazza San Marco, con la sua basilica e il Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, il suggestivo Canal Grande. Sono solo alcune delle attrazioni che rendono Venezia unica al mondo. Verona, la città degli innamorati eterni, è una tappa imprescindibile per gli amanti della storia e della letteratura. Scoprirete il famoso balcone di Giulietta, ispirato al dramma di Shakespeare. E potrete visitare l'Arena di Verona, un antico anfiteatro romano che ospita spettacoli e concerti. Ma Verona non è solo una città di amore e teatro. Il centro storico è un labirinto di stradine medievali e piazze vivaci, come Piazza delle Erbe, dove puoi immergerti nell'atmosfera vivace dei mercati locali e ammirare l'imponente Torre dei Lamberti. Padova, città millenaria di cultura e sapere, è famosa per la sua antica università, fondata nel 1222, una delle più antiche d'Europa e che ha ospitato illustri personaggi come Galileo Galilei. Una delle principali attrazioni è la Basilica di Sant'Antonio, un maestoso santuario che custodisce le spoglie del santo patrono della città. L'interno della basilica è un tripudio di arte e spiritualità, con le sue cappelle affrescate e le opere d'arte che rendono omaggio alla vita del santo. Da non perdere è la Cappella degli Scrovegni, che custodisce i celebri affreschi di Giotto, un vero tesoro dell'arte. Vicenza è una città rinomata per il suo collegamento con l'architetto rinascimentale Andrea Palladio. Mentre camminate per le sue strade, potrete ammirare l'eleganza di palazzi e ville progettate da questo genio creativo. Fate una sosta presso la celebre Basilica Palladiana, un vero gioiello architettonico. Esplorate anche il Teatro Olimpico, il primo teatro coperto della storia, che vi lascerà a bocca aperta con la sua grandiosità. Ora spostiamoci a Treviso, una città incantevole attraversata dai suggestivi canali. Qui vi troverete immersi in un'atmosfera da fiaba, tra antiche mura e piccole stradine acciottolate. Assaporate l'autenticità del centro storico, Piazza dei Signori, circondata da eleganti palazzi medievali, Palazzo del Podestà, Palazzo della Prefettura, Palazzo dei 300, Palazzo Pretorio. Lungo il fiume Sile potrete godervi una passeggiata tranquilla o rilassarvi in uno dei numerosi caffè all'aperto. Proseguiamo il nostro viaggio verso Belluno, un'oasi di tranquillità circondata dalle maestose Dolomiti. Questa cittadina montana vi affascinerà con i suoi panorami emozionanti e la sua atmosfera pittoresca. Godetevi una passeggiata nel suo affascinante centro storico, dove antichi palazzi e chiese si fondono armoniosamente. Fate un'escursione lungo i sentieri delle montagne circostanti, respirando aria fresca e ammirando paesaggi di straordinaria bellezza. Asolo è un borgo incantevole che sembra uscito da un dipinto. Questa perla medievale è stata una fonte di ispirazione per artisti e letterati nel corso dei secoli. Ammirate il castello che domina la città con la sua maestosità,
e lasciatevi sedurre dalla vista panoramica sulle dolci colline circostanti. La nostra prossima tappa ci porta a Bassano del Grappa, una pittoresca città situata tra le verdi colline venete. È famosa per il suo ponte coperto, il Ponte degli Alpini, che si erge maestoso sul fiume Brenta. Camminare lungo questo antico ponte di legno è un'esperienza che ti lascerà senza parole. Questa città è anche rinomata per la produzione di grappa. Assicurati di fare una degustazione per apprezzare i diversi sapori e gli aromi che la grappa offre. Ci spostiamo ora verso la costa adriatica, dove incontriamo le affascinanti località di Chioggia e Sottomarina, che offrono una combinazione perfetta tra il fascino di una città lagunare e le bellezze del mare. Chioggia, spesso chiamata Piccola Venezia, per le sue similitudini con la città dei canali, vanta un centro storico suggestivo con canali, ponti e graziosi edifici colorati. Sottomarina invece è la vicina località balneare, con le sue ampie spiagge di sabbia dorata che si estendono lungo la costa. Goditi il sole e il mare concedendoti un po' di relax sulla riva. Infine, immergiamoci nella maestosa bellezza delle Dolomiti con una visita a Cortina d'Ampezzo, una rinomata località sciistica e paradiso degli amanti della montagna. Circondata da imponenti vette e paesaggi meravigliosi, Cortina d'Ampezzo è una meta che stupisce per la sua maestosità. In inverno potrai godere di un'esperienza sciistica di prim'ordine, con piste perfettamente preparate e panorami spettacolari. Ma anche durante i mesi estivi, Cortina offre un'ampia varietà di attività all'aperto come escursioni, arrampicate e mountain bike. Il Veneto è tutto ciò e anche di più, non dimentichiamo la sua cucina. Uno dei piatti più celebri e apprezzati della cucina veneta è la polenta, un alimento versatile e amato che riveste un ruolo centrale nella tradizione culinaria della regione. Ma non dimentichiamo altri piatti tipici come il baccalà alla vicentina e il fegato alla veneziana. E con questo si conclude il nostro viaggio nel Veneto. Spero che vi sia piaciuto e vi abbia fatto venire voglia di visitare questa regione. Il Veneto ha ancora tante altre meraviglie da scoprire, ma queste 10 attrazioni sono sicuramente un buon punto di partenza. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Vi ringrazio e alla prossima, ciao!